Se dovessi spiegare a qualcuno che cosa è l'estate italiana, probabilmente non inizierei parlando del mare. Inizierei da una canzone, perché ogni estate in Italia ha la sua colonna sonora. C'è sempre un tormentone che passa continuamente alla radio, nei bar, in spiaggia, al supermercato, nelle automobili con i finestrini abbassati. All'inizio tutti dicono: "Uffa, ancora con questa canzone?" E poi, senza accorgersene, iniziano a canticchiarla e alla fine dell'estate la conoscono a memoria. Anche Chiara lo scopre proprio il giorno del suo primo mare italiano. Paola, la sua amica, passa a prenderla alle 8 del mattino. Appena apre la portiera della macchina, sente una musica piena di energia. "Buongiorno, sei pronta per il primo mare dell'anno?" "Prontissima." Paola alza ancora un po' il volume della radio. Questo è il tormentone di questa estate. Ma che significa tormentone? È una canzone che senti ovunque in estate. Vedrai che tra una settimana la canterai anche tu. Partono. I finestrini sono completamente abbassati. L'aria profuma di macchia mediterranea, di mirto, di ginepro e di lentisco. Alla radio si alternano canzoni nuove e vecchi successi estivi che tutti conoscono. Ogni tanto Paola esclama: "Questa l'ascoltavo quando ero al liceo, questa quando ero bambina", e subito canta il ritornello. Ma questa canzone la sapete tutti? Certo, ogni italiano ha almeno una canzone che gli ricorda un'estate speciale. E improvvisamente capisce che le canzoni non servono solo a ballare, servono a conservare i ricordi. Qualche volta basta ascoltare le prime note e ci si ritrova improvvisamente su una spiaggia con gli amici molti anni prima. Dopo circa un'ora di viaggio, il mare appare all'improvviso. Chiara trattiene il fiato. Davanti a lei si apre una lunga spiaggia con dune di sabbia finissima e un'acqua così trasparente da sembrare irreale, finta. Vicino alla riva il mare è quasi trasparente, ma pochi metri più in là diventa verde smeraldo. "Benvenuta in Sardegna", dice Paola sorridendo. Ma a un certo punto, dopo pochi minuti, Chiara smette di interessarsi al mare e al paesaggio perché scopre che osservare gli italiani in spiaggia è uno spettacolo altrettanto interessante e divertente. Arriva una famiglia, poi un'altra ancora. Da ogni macchina esce una quantità incredibile di oggetti: ombrelloni, sedie, lettini, borse, giochi per bambini, palloni, materassini gonfiabili, frigoriferi portatili. "Paola, scusa, ma stanno andando al mare o stanno traslocando?" Benvenuta nella domenica italiana al mare. Una famiglia monta 4 ombrelloni, uno accanto all'altro. Poi sistemano tavolini, sedie pieghevoli, una piccola tenda per i bambini e una gigantesca borsa a frigo.
In meno di 10 minuti, quello che prima era un pezzo di spiaggia vuoto assomiglia a un piccolo villaggio. Sembra un accampamento nomade, più o meno. E sì, quando gli italiani vanno al mare vogliono avere tutto, tutte le comodità. E in effetti non manca davvero nulla. C'è perfino una macchina del caffè da campeggio. No, non ci credo. Ma il caffè con la moka è necessario anche al mare? Eh sì, il caffè non può mancare mai. Finalmente arriva il momento del primo bagno. L'acqua è fresca, freschissima, trasparente, Chiara nuota, si lascia galleggiare, fa un bel bagno, poi esce, si asciuga al sole e si abbronza un po'. 10 minuti dopo rientra in acqua, fa troppo caldo fuori e scopre che al mare gli italiani fanno più o meno continuamente la stessa cosa. Entrano, escono, prendono il sole, fanno un altro bagno, passeggiano sul bagnasciuga, poi ricominciano. Verso mezzogiorno qualcuno apre finalmente la gigantesca borsa frigo. Esce di tutto da quella borsa frigo: pasta fredda, insalata di riso, panini, frittate, frutta, bibite e poi anche un'enorme anguria. Pochi minuti dopo, una signora del gruppo si avvicina a Chiara e Paola sorridendo: ragazze, volete una fetta di anguria? È dolcissima. Chiara la ringrazia, sorpresa di questa convivialità. Ma conosci queste persone? No, le conosco da 5 minuti, da 10 minuti come te. E ti offrono da mangiare. Certo, in Italia succede spesso, soprattutto al mare. Basta condividere qualche ora di spiaggia insieme perché inizino le chiacchiere. Da dove venite? Quanti giorni restate? Qual è la vostra spiaggia preferita? Eccetera. E così, in poco tempo, si diventa un po' amici. Sembrano quasi vecchi amici. A un certo punto si sente in lontananza una voce che urla: cocco fresco, cocco bello. E all'improvviso appare quest'uomo con un secchio pieno di cocco pulito, tagliato, pronto in bicchieri per essere mangiato. E in effetti, cosa c'è di meglio del cocco fresco al mare? Niente. Intanto si sente ancora una radio lontana e ancora quella canzone, sempre lei, il tormentone dell'estate. Ormai anche Chiara conosce il ritornello e senza pensarci comincia a cantarlo anche lei. Paola la guarda e ride, dice: visto? Avevo ragione, l'avresti imparata anche tu in poco tempo. Quando il sole comincia lentamente a scendere, tutti iniziano a smontare gli ombrelloni, le famiglie rimettono tutto nelle macchine. È incredibile pensare che solo poche ore prima quella spiaggia sembrasse una piccola città, un piccolo villaggio. Mentre tornano verso Cagliari, la radio continua a suonare canzoni estive piene di ritmo e di energia. Con i finestrini abbassati, il vento tra i capelli e il profumo del mare ancora addosso, Chiara e Paola tornano a Cagliari. Parole utili di oggi: tuffarsi,
entrare in acqua con un salto, fare il bagno, entrare in mare per nuotare, abbronzarsi, prendere colore grazie al sole, bagnasciuga, la parte della spiaggia dove arrivano le onde, duna, collina di sabbia modellata dal vento, ombrellone, grande ombrello usato per ripararsi dal sole, borsa frigo, contenitore termico usato per conservare il cibo e bevande al fresco, chiosco è un piccolo bar sulla spiaggia. Un'espressione, prendere il sole, significa stare al sole per rilassarsi o per abbronzarsi. Oggi Chiara ha preso il sole per tutta la mattina. Quella sera, tornando a casa, Chiara trova dei piccoli granelli di sabbia nello zaino. Sorride, apre il suo quaderno rosso e scrive: forse ogni estate italiana cambia canzoni, cambiano i tormentoni, cambiano le parole, cambiano le mode, ma ci sono cose che restano sempre uguali. Un'anguria condivisa con il tuo vicino, una radio accesa, il rumore delle onde e qualcuno che dice: facciamo l'ultimo bagno e poi andiamo via, anche se non è mai l'ultimo bagno. Un caro saluto e a presto da Carla.